Allora, prima di parlare della telefonia mobile e delle spese online, eccetera, parliamo di un altro problema che vi sta angosciando, vero, come associazione consumatori? Sì, purtroppo sono sempre più frequenti le persone che ci contattano perché hanno subito una truffa bancaria, o che sia la clonazione del bancomat, oppure che sia un bonifico disposto senza la piena consapevolezza del consumatore, e i cittadini ci segnalano che sono in difficoltà. Non passa giorno in cui qualcuno non lamenti questi fatti, quindi deve essere fatta molta attenzione sia quando si preleva, perché vengono messi in atto anche dei piccoli trabocchetti come la banconota che viene fatta cadere allertando la persona che sta facendo bancomat, soprattutto se anziana, che gli è caduta la banconota, così lascia incustodito lo sportello e operano per il prelievo, sia anche quando si ricevono le telefonate da quelli che crediamo essere i nostri istituti di credito, perché nella gran parte dei casi si tratta di tentativi di truffa. Viene contattato il consumatore, gli si dice che c'è un problema di sicurezza, che devono essere fatte delle operazioni di verifica del suo home banking, e quella, state sicuri, che è una strategia per sottrarre illegittimamente denaro. Tra l'altro utilizzano anche i numeri di telefono delle banche stesse, quindi non fidatevi di telefonate di questo tipo. Se avete qualsiasi dubbio, sappiate riagganciare e contattare voi il vostro consulente di fiducia, la filiale, persone che conoscete all'interno della banca. Tra l'altro, se la telefonata arriva il venerdì pomeriggio, chiusura banca, anche se vi hanno detto che vi hanno svuotato il conto corrente, e prima di fare operazioni insieme a questi signori state molto attenti, perché loro adottano questa strategia proprio perché sanno che il venerdì le banche sono chiuse, non c'è possibilità di verifica. Davvero noi siamo sommersi di reclami, di lagnanze, di testimonianze dei consumatori che accusano la sottrazione anche di parecchie migliaia di euro con questa strategia. Pare proprio che ci sia la malavita organizzata che si sia buttata a capo e piedi nel sottrarre legittimamente le somme, magari risparmiate con fatica dai consumatori, depositate sui conti correnti. Quindi attenzione, non fidatevi delle telefonate, non vi fidate delle email. Se volete assumere informazioni, chiedere verifiche alla vostra banca, contattatela direttamente tramite i canali istituzionali che voi conoscete e che la banca vi ha comunicato, quindi solo tramite canali di comunicazione che sono referenziati. Poi, per carità, si possono anche recuperare le somme, non è un problema, però si deve fare tutta un'attività di tutela. È arrivato un messaggio, poi passiamo alla telefonia mobile, ma sapete che se noi non consumassimo più carburante, lo Stato non incassasse più le accise, troverebbe la soluzione nell'aumentare altre imposte, di certo non ci rimette. No, questo è anche vero, chiaramente se fossero un po' più basse queste accise tutti respirerebbero un po' di più. Saremmo tutti e poi uno potrebbe contenti. comprare magari un chilo di pasta in più. Che non farebbe mai male, che ho sentito che sta raggiungendo tra l'altro i 2 euro. Come costo, che non è poco. La pasta, che è uno degli alimenti direi quasi essenziale, insomma. È aumentata tantissimo anche questa. La telefonia mobile, vediamo anche qui la slide anche che è sulla predisposta, pagina 38. Certo, possiamo adottare strategie di risparmio e si possono anche risparmiare qui, insomma, dei bei soldi, e chiaramente è necessario prendersi la briga di consultare. Ormai queste informazioni sì, le troviamo semplicemente e facilmente su internet, le varie offerte dei vari gestori, e abituiamoci a cambiare gestore, anche se a volte è un po' difficile perché siamo pigri, temiamo che ci siano degli intoppi e quant'altro, però abbiamo notato che le offerte
di chiamate più dati con i messaggi hanno una differenza anche di circa 10 euro al mese. Ce ne sono alcune che con circa 6 euro, 7 euro al mese riescono a garantire lo stesso servizio di quelle che invece pongono la stessa attività, forniscono lo stesso servizio anche a 14-15 euro al mese, quindi 7 euro di risparmio ogni mese. Capite che all'anno sono più di 70 euro, quasi o più di 80, e quindi però dobbiamo anche noi non impigrirci e non come dire, adagiarci sugli allori, ma cercare quella compagnia che è più vantaggiosa. È vero poi che ci sono anche dei sotterfugi, come sono stati quelli della fatturazione a 28 giorni introdotte dalle compagnie telefoniche, infatti, che ha creato molte difficoltà a tanti consumatori. Però è anche vero che il settore della telefonia, a mio parere, è uno di quei settori dove la liberalizzazione e il mercato hanno prodotto dei grossi vantaggi per i consumatori, perché non so se vi ricordate, ma tanto tempo fa avere il telefono mobile era un salasso, se lo potevano permettere solo chi lo utilizzava per motivi di lavoro. Oggi invece con pochi euro al mese lo possiamo sostanzialmente avere tutti. Addirittura ci sono consumatori che ci dicono di aver tolto del tutto il telefono di casa e utilizzare solo quello mobile, che anche questo può essere un'ottima strategia di risparmio. L'ultimo step da affrontare rapidamente è quello degli acquisti, la slide a pagina 55 del vostro Vademecum. Cosa c'è da sapere? Quali acquisti, Presidente? Anche gli acquisti ci possono portare un notevole risparmio di parecchie centinaia di euro, e soprattutto se ci orientiamo all'online. Adesso noi ideologicamente siamo anche un po' contrari all'online, perché preferiamo che i consumatori acquistino nei settori nei negozi di vicinato, anche per far un po' correre l'economia locale. Però in tempi di crisi è anche opportuno guardarsi intorno e vedere quelle occasioni che noi possiamo trovare acquistando tramite internet, e sono parecchie centinaia i costi e i prezzi di differenza, la differenza di prezzo che noi possiamo trovare. Chiaramente non è tutto oro quello che luccica. Quando acquistiamo online dobbiamo stare molto attenti sulla referenza del venditore, quindi magari se non lo conosciamo, prima di fare l'ordine andiamo a verificare se ci sono commenti di altri consumatori rispetto a quel sito, mettiamo il nome del sito con commenti e vediamo che cosa ci internet ci rivela da questo punto di vista. Dobbiamo stare molto attenti anche nell'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, meglio fare acquisti su internet tramite una carta ricaricabile, in modo tale che ricarico la somma che voglio spendere e quella potrà essere spesa solo quella e null'altro in più, quindi evitando in toto le clonazioni. Attenzione poi, quando arriva il bene, ricordiamoci che abbiamo 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento, anche banalmente perché non ci piace più il colore dell'elettrodomestico che abbiamo ordinato. Questo è importante. Il lavoro delle associazioni dei consumatori è utile e tutela i diritti di tutti noi. Bisognerebbe che se ne parlasse di più, perché ci sono dei diritti occulti di cui noi cittadini non ne siamo a conoscenza. Ci migliorerebbe la vita. Bravi, scrive Anna. Grazie Anna, lei ha pienamente ragione, anche questo è il nostro ruolo che nel 2023 vedremo di implementare ancora di più, ma anche la nostra sensazione è che ci sia un grosso apparato normativo di tutele e di diritti a favore del consumatore che sia poco conosciuto. D'altro canto oggigiorno uno dovrebbe essere esperto bancario, esperto assicurativo, esperto degli acquisti, non se ne verrebbe più fuori. Impossibile. Però sapere che esistono le associazioni può essere un'arma in più e può dare a chi ne usufruisce e a chi diventa socio la possibilità di ottenere tutele a 360 gradi in tutti i campi che noi monitoriamo e curiamo, dai viaggi alla garanzia dei beni compravenduti
alle banche, alle assicurazioni, l'energia e quant'altro. Presidente, grazie mille, il tempo è volato, come sempre Grazie ci ritroveremo naturalmente a parlare di queste tematiche. Io vi invito a contattare l'associazione dei consumatori www.adiconsumveneto.it, ci sono le sedi provinciali in tutti i territori, sono presenti dei consulenti che sono preparati nelle diverse problematiche con dinamiche a seconda delle esigenze del consumatore. Detto questo, buon proseguimento, la puntata riguardatela in replica nel nostro sito internet, visitate il sito dell'associazione e noi ci rivediamo domani. Grazie.